Benvenuti, oggi è lunedì 4 settembre 2023. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.18. La luna sorge a mezzanotte e 35 e cala alle 14.14. Oggi si celebra Santa Rosalia. Il nome Rosalia deriva dal provenzale Roselin, latinizzato in Rosalia, e significa corona di rose. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il verde, la pietra lo smeraldo e il metallo l'argento. Oggi vi fornirò 5 piccoli consigli per smettere di fumare e fare un passo verso una vita più sana e felice. Prima di tutto, fissate una data precisa per smettere, poi unitevi a un amico per affrontare la sfida insieme. Utilizzate il denaro risparmiato dal non comprare sigarette per concedervi qualche piccolo capriccio che vi renda felici. Individuate cosa vi fa desiderare una sigaretta e trovate alternative per superare quei momenti. Infine, circondatevi di persone che vi supportano e vi incoraggiano nel vostro percorso verso una vita senza fumo. Sono 61 gli anni di Amadeus, pseudonimo di Amadeo Umberto Rita Sebastiani. Esordisce negli anni 80 a Radio DJ grazie a Claudio Cecchetto e diventa amico di Fiorello e Giovanotti. Nel 1982 entra in Rai, ma dura poco, quindi passa a Mediaset per condurre DJ Television e più tardi Buona Domenica. Nel 1999 è di nuovo in Rai alla guida di Domenica In. Poi arrivano gli show a quiz, tra cui L'eredità e Reazione a catena. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi presenta I soliti ignoti. È stato finora il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per 4 edizioni consecutive e lo sarà anche per l'edizione 2024. Festeggia 49 anni Carmen Consoli, dotata di uno stile vocale particolarissimo. La cantantessa di Catania si è imposta come una delle icone del cantautorato femminile italiano, tra energia rock, melodie nostalgiche e testi autoironici. Un percorso che l'ha portata a raggiungere anche prestigiosi traguardi internazionali, con 3 concerti tutti esauriti a New York. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1996 con Amor e di plastica, nel 1997 con Confusa e felice e nel 2000 con In bianco e nero. Infine oggi compie 42 anni Beyoncé. Muove i primi passi nel mondo della musica a soli 16 anni, quando forma la girl band del Destiny's Child, con le quali ha venduto circa 60 milioni tra album e singoli, mentre 118 milioni da solista. Oltre alla sua carriera musicale è anche attrice e stilista. Grazie alla sua interpretazione nel film Dreamgirls ha ottenuto 2 candidature ai Golden Globe e nel 2022 ha ricevuto la sua prima candidatura al premio Oscar nella sezione miglior canzone per Be Alive, tratta dal film Una famiglia vincente. Il 4 settembre del 1998 veniva fondata una società che ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere, di lavorare, di imparare e di comunicare con gli altri. Si tratta di Google, creata da Larry Page e Sergey Brin. Tra i pionieri dell'era di Internet, Google è velocemente diventato il motore di ricerca più famoso e più utilizzato al mondo, punto di riferimento della vita digitale di miliardi di persone. In Giappone esiste una parola chiamata Sudoku. Questo termine si riferisce all'abitudine di acquistare libri e poi lasciarli accumulare senza leggerli. È una combinazione delle parole giapponesi tsunde, acquistare, e oku, accumulare, e doku, libro. Quindi, se vi capita di avere una pila di libri da leggere che poi cresce costantemente, potete dire di essere degli Sudoku. Cosa ci attende secondo le stelle? Lo scopriamo con l'oroscopo di Marco Amato. Buon inizio settimana ai 12. Oggi una luna in Toro di terra inaugura una settimana molto pratica che avrà molto a che fare con le esigenze di lavoro e di economia solida. Vediamo un po'. Ariete, sicuramente la luna e Giove vi spingono a darvi quanto più da fare per sistemare immobili, proprietà e soprattutto affari di famiglia. Ciò di meno, la prospettiva gaudente, seppur a volte un po' impedita dagli eventi e dagli impegni, rimane come un sottofondo piacevole nel vostro andare. Toro,
Oggi la luna parte proprio da voi, la luna oggi è fioriera di tante nuove belle sensazioni. Torna un po' d'ottimismo, attenzione comunque a iniziare questo lunedì in maniera ordinata e puntuale al lavoro. Gemelli, inizia un po' di emozione, di emotività. La luna è nel vostro 12° campo ideale, quindi le vostre sensazioni, i vostri sogni e le vostre intuizioni sono assolutamente determinanti lungo il corso della giornata. Cancro, giornata oggi che ha a che fare molto con gli amici, le collaborazioni e soprattutto un range un pochino più comunitario che sposerete volentieri, distogliendo un po' lo sguardo da progetti che erano diventati un po' ossessivi per voi. Leone, bisogno di sicurezza per voi, che avete bisogno di certezze e di concretezze, soprattutto in ambito lavorativo, e di questa settimana avrete prova di chi sta veramente dalla vostra parte e chi no. Vergine, positivissima la luna in Toro per voi, fa iniziare bene la giornata con una voglia di comunicazione e soprattutto con una ritrovata e rinnovata ambizione. Vedremo nei prossimi giorni come Mercurio e la Luna gestiranno una nuova vostra maniera di porsi. Bilancia, giornata che presuppone una tensione marziana che ancora alberga nei vostri gradi. Oggi vi sentite un po' trascurati dagli astri, ma in serata arriveranno delle notizie interessanti. Scorpione, giornata oggi che vede la luna in opposizione, un po' di nostalgia e soprattutto anche un po' di consapevolezza di ciò che è lontano, distante o perduto. Oggi i vostri pensieri si concentrano molto in una maniera autunnale e romantica. Sagittario, la giornata oggi prevede una certa disponibilità a guardarsi intorno, non ha proprio una direzione ben definita, ma la darete voi col vostro ottimismo e positività. Guardate bene perché le suggestioni di oggi e nei prossimi giorni saranno preziose ed utili. Capricorno, ancora Plutone continua a rimestare un po' il vostro animo, la luna tra l'altro oggi è molto compatibile e vi fa iniziare benissimo la settimana con delle prospettive nuove e ambizione che riguarda un grosso progetto al quale non rinunciate. Acquario, luna in Toro, la settimana inizia un po' pesante, un po' stanca forse, proprio perché avete bisogno di ritrovare un po' di sonno e di tranquillità. Vi state dando tantissimo, ma non vi dispiacerà ancora una volta iniziare in una maniera poliedrica e multifunzionale. Pesci, giornata oggi interessantissima perché la luna di Terza vi mette nelle condizioni di poter comunicare sentimentalmente, affettivamente meglio con il partner, magari prendendo le vostre parti, ogni tanto sarebbe anche utile. Hai una passione per i video documentari? Allora questa è la tua occasione. Antenne Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Puoi inviare i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Adesso mettetevi in posa. È il 4 settembre del 1888. George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la macchina fotografica che utilizza un rollino di pellicola fotografica. La Kodak vuole rendere la fotografia più semplice, utile e piacevole. Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto. È lo slogan di Eastman. Oggi parleremo di Like Monkey on the Rock, un'espressione molto particolare che ci arriva da una puntata del famoso David Letterman Show. Tradotta letteralmente significa come una scimmia sulla roccia. Ma cosa può significare una cosa del genere? In sostanza viene utilizzato per descrivere qualcuno che è visibilmente imbarazzato o nervoso, proprio come una scimmia fuori dal suo ambiente naturale. Iscrivetevi al canale YouTube Sicilia Play e troverete tutte le puntate dell'almanacco, pronte per arricchire le vostre giornate. Da adolescente Antonin Artaud lotta contro disturbi neurologici e depressione dovuti a una grave meningite. Dipendente dagli oppiacei, si trasferisce a Parigi, si unisce ai surrealisti e scopre il suo talento da attore fondando il Teatro della Crudeltà. In Irlanda è arrestato per vagabondaggio, subendo elettroshock durante ricoveri in cliniche francesi. Nella clinica Rodin scrive e disegna, identificandosi con la sofferenza di Van Gogh. Supportato dai suoi amici surrealisti, ottiene una semilibertà Ivry, ma la sua
lotta interiore persiste e il 4 marzo 1948 viene trovato morto nella sua stanza con una bottiglia di coralio vuota e una scarpa in mano. Ci salutiamo con la frase del giorno: a volte il fumo è molto meglio dell'arrosto. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata.